e d'appannamento senza il quale la Pisana non sarebbe stata molto probabilmente privata dello scettro dell'attacco più prolifico, andato invece al Cotton. Attaccano qui i ragazzi in maglia bianca, provano ad entrare dalla destra ed è subito la rete del vantaggio, l'ha segnato Ruggero Massari, sempre lui, 1-0. Un paio di episodi arbitrali come una concessione di un rigore molto discusso a Code 272 avevano un po' esacerbato gli animi, che poi nel finale sono tornati alla calma. Qui Carnevali trova il varco e Laurato se lo prende subito. La Pisana ha iniziato fortissimo, prima Massari poi Laurato, è 2-0. Cilfone, lungo Palmieri, corre e arriva al lato corto dell'area di rigore. Palmieri può fermarsi, darla dietro ed è la rete che accorcia le distanze. La Natà la riapre lui, prima disattenzione della Pisana in difesa, subito punita dalla Natà che arriva a rimorchio, 1-2. Ma Ferretti in scivolata, regolare l'intervento, allora Laurato rimane lì, salta l'uomo Laurato va da fuori a Carnevali, il dribbling, il sinistro è un assist dentro ed è la rete. Tomarelli ci ha messo le mani ma Massari gliela piegate con una bomba di potenza mancina. 3-1 Pisana. Tastolfo dalla sinistra, Palmieri nettamente anticipato ma lottano ancora lì nei pressi. Palmieri, gran tiro, De Bernardo non la trattiene, per un attimo illusione della parata, ma è Palmieri a rimettere ancora una volta in piedi la qualificazione, 2-3 al Ciriaci. Ripreso, ma ha sbagliato il passaggio allora Code, con Palmieri, ancora lui che calcia il rimpallo ed è l'autorete di Cervini che non riesce a spazzare l'area e beffa De Bernardo. La Pisana prende 2 gol in 30 secondi, in chiusura di primo tempo. Code ha pareggiato, 3-3. Ferretti, attendono ancora, Carnevali alla fine batte, fuori per un destro straordinario e va sotto la traversa, ripaga e come? L'autogol è stato Cervini, scusate no, Matteo Laurato, gol pazzesco di Laurato, 4-3. Per ora man of the match, anche se ora esagera davvero con le finte. Quindi Code 272 dall'altro lato, prova ad andare col cross dentro di Anello, palla che rimane lì e infine messa in rete dal tandem Palmieri-Cilfone. Code 272 ha pareggiato 4-4. Qui lo stop però imperioso in anticipo da parte di Cervini e a Massari può spingere ancora andando da Ferretti, cambia fascia Ferretti e va a fare il gol del 5-4, importantissimo per l'ala della Pisana. Ancora avanti quelli di Di Pasquale, pallone che speriamo ci restituiscano presto. Chirico, pallone che rientra in campo nell'altra metà campo, Palmieri, rete del 5-5, erano tutti fermi a guardare un pallone ricalciato da quest'altra parte e Palmieri segna sotto le gambe di De Bernardo, 5 pari al Ciriaci. D'orgoglio e tecnica contro la terza forza del campionato.